Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi di cosa parliamo? Dei sigilli di Salomone, di Re Salomone, e in particolare parliamo del sigillo Sitri, che è il 12° spirito, che si chiama appunto Sitri, il 12° della scala del Re Salomone in questa graduatoria nella Goezia, di questi sigilli che servono per richiamare il genio, che Salomone ha chiamato Sitri. Come appare questo grande principe? Egli appare con la testa di leopardo e le ali di grifone, però al comando del maestro, del grande maestro officiante o del mago operativo di alta magia, e esso si trasforma in una bella persona. Qual è la sua caratteristica di Sitri? Sitri fa innamorare le donne verso gli uomini e gli uomini verso le donne, per quello che è così importante questo Sitri. Mostrandone anche nudi se desiderato. Quindi cosa fa questo Sitri? Questo Sitri governa anche 60 legioni di spiriti, quindi è molto potente, è un gran duca, è un grande principe molto potente. Quindi voglio dirvi anche una cosa, vedete questi sigilli che mostro, li mostro solamente per conoscenza, per farvi vedere che esistono, sono sempre esistiti e Salomone ce li ha fatti conoscere 3500 anni fa. Però questo non vuol dire che basta stamparli, copiarli e poi Sitri, questo genio, appare e segue i nostri comandi, perché per poter attivare, per poter fare muovere questi geni, prima di tutto ci vuole un ambiente vibrazionale adatto a poterlo fare arrivare, poi ci vuole un'anima qualificata, un'anima cristallina, poi ci vuole tutta quell'attrezzatura che solo il mago di alta magia operativa ha. Chiaramente non è che basta leggere su internet 4 cosine e l'attrezzatura arriva. L'attrezzatura prima di tutto è una cosa molto personale, molto privata e molto potente, cioè nel senso che chi l'ha non è che l'ha avuta in mesi, ma in studi di anni ed è stata tramandata praticamente da altri gruppi misterici in modo segreto. Quindi dovete capire che per attivare Sitri ci vuole tutta una struttura, dal tempio ai mantelli, alle spade, al triangolo e all'esagramma e quant'altro. Io dal canto mio vi metterò sempre a disposizione delle piccole pillole per farvi vedere cosa si potrebbe usare e cosa si usa per attivare questi geni tramite i sigilli. Bene cari amici, detto questo, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, o al canale di Hildegarda o al canale di Marietto Veneziano, che ci fa sempre piacere se vi aggiungete al nostro cammino, e vi invito anche a venirci a trovare nei nostri gruppi social, e metto qui sotto gli indirizzi, i link per poterci venire a trovare e iscrivervi. Grazie cari amici e alla prossima, vi aspetto numerosi.